buongiorno Baldini, ti fai più là. Buongiorno Baldini, siamo qui ancora da soli, il pubblico deve entrare, entrerà tutto all'improvviso. Sì, abbiamo come al solito sì, iniziamo. Tu non ci sei praticamente, sei alle grotte di Postume. Ti mettono in cuffia, adesso mi ti mettono in cuffia, non ti preoccupare, tranquillo. Bene. Allora siamo arrivati, il nostro pubblico è qua! Eccolo! Grande giornata oggi! Giornata di sole oggi! Io continuo a fare il mammo, Sì? continuo imperterrito in questi giorni, proprio mia moglie ancora, il Rocefin ancora è lì. Ieri ti ho visto. No, non anticipare niente, levate le cuffie, levate le musiche, fermi, tu non devi parlare per 3 minuti. Per 3 minuti tu non devi parlare. Va bene, poi ti rispondo. No, non devi rispondere quella cosa lì dell'abbonamento. No, c'entra non niente. è quella, dai. Allora, Sì. io ieri ero con la mia bimba e dico dove la porto adesso? Oh, al parco c'è già stata, lì c'è già stata, dico sai che faccio? Adesso la porto in un bel hotel che c'è qua a Roma, non diciamo, un grandissimo hotel della capitale. Sì. Perché c'ha un po' di verde questo hotel, c'ha un parco. La proprietaria si chiama Paris, diciamo solo così. Esatto. Allora, vado là. Sì. Porto la bimba a giocare sul prato dopo un po' s'annoi, andiamo al bar, abbiamo preso la spremuta d'arancio e s'annoi. Dico, sai che faccio? Mi viene in mente, adesso la porto giù in palestra perché c'è una sala dove ci sono tutte le palle quelle per fare gli allenamenti. Come in quella sala solitamente non c'è nessuno, metto la bimba lì, mi metto lì e gioco a palla. Ma quella sala è adibita anche a fare, ci fanno corsi Pilates. Sì. Vado con la bimba, dico scusi è libera la sala e mi fanno no guardi oggi c'è il Pilates, vabbè dico amore oggi c'è il Pilates, tu non puoi, sai il Pilates è questo sport che fanno tutte le donne, maggioranza sono sempre le donne, dico ma fammi vedere sto Pilates come lo fanno e porto la bimba e dico adesso ti faccio vedere della gente che si muove in modo strano, guardo, porta chiusa, tutto soffuso, tutto buio, musica New Age, non parlare, tu non devi parlare, non devi parlare. A un certo punto vedo una trentina di donne e dico guarda c'è un uomo anche in mezzo, Storicchionazzo, volevi dire. e vedo quest'uomo coricato su un fianco e alzava la gambina, lo guardo, dico no, non ci posso credere, Non può essere lui. non può essere lui, non è Marco Baldini che sta facendo Pilates, non è lui, era lui. Allora lo guardo con sua moglie, con sua moglie lo guardo e non potevo perché c'era una porta a vetri tra me e lui e gli facevo solo i gesti, gli mettevo le 2 dita in gola e vomitavo per finta e gli facevo ecco, mia figlia ancora non parla, ma quando l'ha visto mia figlia ha parlato, ha detto la prima frase compiuta, mi ha detto papà mi fai un favore, andiamo via. Vabbè, ma che fai? Il Pilates fai? Fa bene il Pilates. Ma dai. Allora dobbiamo fare un po' di saluti. Allora a Nicoletta di RTL, ce l'hai il jingle di RTL? Vai. Nicoletta di RTL che oggi compie gli anni, non si sa. Ecco, RTL. Fatto. Vai. Poi dobbiamo allora Sardella. Sì. Sardella. Sardella. Mi hai mandato 10 kg di cicerchi. Non so dove metterli. Adesso mi hai mandato un SMS con scritto Fiore, tranquillo, stanno per arrivare a casa tua gli asparagi bianchi di Cima d'Olmo. Io non so. Lui è spacciatore di asparagi, sappiatelo, e me li manda. Poi salutiamo Decanter, sai il programma di Radio 2 Decanter, interessante. Esatto, quello. Decanter, perché l'inutile Federico, tinto e Federico 40 sono a Vinitali. Siccome loro ci danno la linea per la replica, diranno e ora la replica voi serale, dateci i vini, esatto. Mandateci i vini, ma noi vi salutiamo veramente con affetto, i nostri cari amici abbinazzati. Allora devo dire delle altre cose ma le diremo dopo. Oggi ospite non ne parliamo neanche, che arriverà ancora, lo diciamo? Diciamo. Che arriverà tra un po' perché proprio signori il top del top, protagonista di un film con ora non mi ricordo il nome, Clive
Clive Owen. Giusto. Ecco, il film si intitola Shoot 'Em Up, cioè, che significa una cosa d'amore, spara o muori. Sarà un film d'azione, un film di Michael Davis con Clive Owen, Paul Giamatti, hai capito chi è Paul Giamatti? Quello del vino che ha fatto il film Sideways. Sì, quello che ha fatto Sideways. Quello brutto, ma quel brutto che piace, che è bravo, però, capito? Quel brutto che è bravo, un po' come te. Quel brutto bravo. Ho prese 2 già. E poi la protagonista. Ancora dobbiamo iniziare, vai. La protagonista, tra l'altro, protagonista femminile, però diciamo c'è un altro protagonista perché c'è anche un animale in questo film. Qual è l'animale? Uno schnauzer che partecipa. Lo schnauzer. Sì. E l'unico italiano nel cast è Enrico Cremonesi che fa lo schnauzer. Certo. Scherziamo. Come posso mancare? La protagonista di questo film che uscirà in Italia tipo venerdì 11 aprile, venerdì 11, la protagonista femminile è Monica Bellucci. Che arriverà. Hai detto cotica, Monica Bellucci, cioè che tutti hanno il piacere di avere Monica ospite, una delle donne più belle del mondo. Sì, sicuramente. Veramente. Poi vive in Francia. Dici magari... Monica Bellucci si scrostano i muri, cioè è una roba, davvero. Addirittura. Proprio Ma quante ne dici? Mi piace proprio questa cosa. Vabbè, abbiamo presentato il nostro schnauzer. Il Bagarozzo Signori, il Bagarozzo musicante. Eccolo qua, Enrico Cremonesi. Cosa? Vai negli anni 60. Pantera Rosa. Posso dire grande interpretazione. Henry Mancini, vero? Bravi. Oggi abbiamo preparato delle canzoni veramente meravigliose. I saluti abbiamo fatti tutti? Ah no, non ho salutato Stefano Pozzovivo. È vero, di Subasio. Di Radio Subasio. C'è il jingle. Ma che è un pro? Questo è il... Sembrava una messa in latino. Perché mi dicono che quelli di Radio Subasio ci ascoltano tutti, la radio. C'è una radio, ascolta la radio, non è male. Quindi noi li salutiamo e dedichiamo un applauso di questo pubblico ferventoso. Prima dell'arrivo di Monica, poi cosa ne faremo? Allora, sappiate che Monica duetterà con Paolo Fava. Addirittura? Questo grandissimo Monica e la Fava si chiama la cosa. Allora, perché Monica non canta, è un'attrice, non canta, però recita molto bene. Siccome vive in Francia, è sposata con un francese, oggi va di moda, insomma. Che mena? No, lei l'ha fatto tanto tempo fa. Che mena? Sì, devo dire che il marito Vincent tira delle belle lecche. Vincent Cassel è uno fisicato, fa le arti marziali. Esatto. Vincent Cassel mena. Non dobbiamo dire cose. Assolutamente. Metti caso che qualcuno sente vive a Radio 2. Lo ripete in Francia. Tu sei quei due coglioni che hanno detto di tua moglie? Ci massacra. Esattamente. Arriva là. Che schiti là? Ci spacca le donne. Esattamente. Allora che stavamo dicendo, lei declamerà una poesia francese in francese che è di Jacques Brel. Jacques Prévert. Cet amour. E Paolo Fava praticamente suonerà la tromba. La tromba, giustamente. Allora, detto questo, vorrei salutare praticamente gli ultimi ritardatari. Arriva gente. Carla Bruni, ecco. No. La signora Dalai, applauso alla signora Dalai della Baldini e Castoldi, grande casa editrice, benvenuta, accompagnata da una caterba di amici, penso. Erano i vostri posti vuoti in lei è la Baldini e loro sono i Castoldi. Altro, eccolo qua, mio fratello Giuseppe. Dove vai? Che fa finta di niente, se ne va. Se la svicola. L'attore, mio fratello l'attore, poi c'è anche mia sorella. Sì. Oggi tutta la famiglia, veramente. Mia sorella Catena. Scrittrice.
Io lo dico sempre, famiglia facciamo tutti qualcosa, e mia mamma fa la lap. La lap dance. Saluto anche gli amici di Augusta, di mio fratello. Insomma, oggi un saluto proprio generale. unico. Vogliamo cominciare con i programmi della serata? Come no, dai, la signorina buonasera. Prima, eccola. Signorina, buongiorno. Buonasera. Buonasera. Su Canale 5. Alle 21:10. Sì. Lo show dei record. È vero. Con Barbara D'Urso. Sì. Stasera tra i record l'uomo più lungo del mondo, Vabbè, l'uomo più basso e il record di apnea. Quant'è? 5 minuti. I funerali si terranno Vabbè, venerdì. Signorina, non faccia la spiritosa. su Rai 3 Sì. alle 17:50. Sì. Geo and Geo. C'ha la G aspra. Con Sveva Sagramola o Sagramola. Vabbè, è uguale. Sì. Quest'oggi andrà in onda il documentario sull'habitat naturale del babbuino. Vabbè. E il perché ha il culo arrossato. Ma non lo dica questa. Chi se ne frega del babbuino? Scriva davanti. Su Rai 2. Sì. Stamattina alle 9:15 stamani. il nostro idolo Luca Sardella Certo. ha presentato Garden. Sì, il programma di Nel giardinaggio. corso della puntata è stato illustrato come concimare il tronchetto della felicità. Signora, oggi animali e piante non ne usciamo, ho capito. Vabbè. Allora, legga Rai 1, per favore. Su canale Marco Polo appunto. alle 21 Sì. il drago e la farfalla. Sì. Io mi sento molto farfalla. Lei drago? Sì, c'ho l'alito del drago, signora. Per favore, legga Rai 1, che è meglio. Va bene se proprio insiste. Su Rai 1 alle 20:30 affari tuoi. Bene. Il pacco con l'ippopotamo No, stasera sarà dentro il pacco d'insieme. Non dica queste cose, finiamola qua, basta. Su canale 389. Ecco, questo avevo paura io. Zapping. Stasera tardi. No, non dica Non titoli molto tardi. Sì. Andrà in onda il film La carota. Basta! Grazie alla signorina, buonasera. Grazie. Varietà. Abbiamo lo spot interno. Lorenzo canta Giovanotti. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. L'11 aprile arriva Radio 2. Bene, eccolo qua lo spot. L'11 aprile ricordiamo il giorno in cui uscirà il film anche dove recita Monica Bellucci. Sì. Scusate. Guarda l'uccellino. Dai. Lasciamo perdere. Perché? Succede, va di traverso il vino. Succede, no? In genere si dice. Scusate. A Guarda- chiudere un microfono, Sì. magari in Neanche questi dipinto, casi. Abbiamo sì. notizie? Arrivano? No, notizie, sì. Sì, sta leggendo, ma vuol dire che non la può leggere. No, che è no, talmente ce n'è alta una che- sul Corriere sì. della Sera, guarda, in Ah, prima ok, pagina, dai. il generale del Vecchio Sì. dice no ai gay nell'esercito, Ah, ma perché va? dice che in caso d'attacco vogliono stare tutti nella retroguardia. Vabbè, questo era un rigore a porta vuota. Vabbè, ma io non lo so. Sì. Eh, Ce ne sono altre? dopo sì. Beh, però meglio dopo, sì, una alla volta, se Senti, no è io troppo. vorrei un ritorno perché c'è la politica, si parla sempre Sì. di politica in questi giorni. Questi stanno giorni le solo votazioni. di politica. È arrivato adesso quello della democrazia cristiana, come si chiama? 4 stagioni. Pizza. Esatto. Perché 4 sa pizza? Che se ne è uscito fuori, scusate, avrei rifatto la democrazia cristiana, possiamo rinviare le elezioni? Lezioni, Tutti ali mortacci l'hanno massacrato. Hanno speso un pacco Quindi, di soldi, no? Insomma, questa è una delle cose che accadono in Italia. Poi ovviamente sapremo anche cosa accade in Francia, perché Monica Sì, Bellucci ci ci parlerà parlerà Francia. di questo Sarkozy. Sì. Questo com'è questo se lo conosce. Come la Bruni non anche, so. come la Bruni. In che senso? Com'è Carla Bruni? E che ne sa? Tu l'hai conosciuto? L'avrà vista, no? Io non conosco. Sta in Francia. Per telefono, sentite per telefono perché si era arrabbiata molto quando io feci la sua sì? parodia all'inizio. Sì, È vero, pensava- avevo sentito qualcosa. Sì. Io non sono così come mi fai tu. Come no? Parli così come sei. I tuoi bambini, come si chiama tuo figlio? Aurelien. Chiamano Carmelo e io ti dico che sei normale. Aurelien? D'altronde adesso possiamo dire che lo vogliamo. Tanto È la Première Dame de France. sì, mica de- non è italiano, esatto. Qual è la nostra Première Dame? La la signora- Clio. La È Clio sempre francese, napolitana, però. sì. È vero.
Sì, cioè. La signora napolitana, Clio si Napolitana. chiama Clio, come dunque, la famosa sì, marca. sì. Ti ricordi i perché? Quando la gente si interroga sì. su dei perché. Sai perché? Quella Te cosa lo- che te lo andava in ricordi? TV? Sì, eccola qua. Ritorna. Ehi. Ciao, Eh. sono tornato. Lo so. Ma da quanto tempo che non ci si sente? Era meglio. Ehi, sai perché con la candidatura della Santanchè, dopo le bufale alla diossina, si è aperto anche il problema delle manze al silicone? No, non lo so. Non lo so. Non io, lo sapevi? no, lo sapessi. Dovresti saperlo, eh? Ma non lo so. Ehi, Baldini, quando lo vedo che mi esce dal Sì, lo collo. vedo, tra un Sai po'. perché davanti alla Prestigiacomo Veltroni ha cambiato il suo slogan si può fare in posso farti? Ci credo io. Ehi, ma lo sai perché in un comizio di Di Pietro ci sono i sottotitoli? No, ma- dovresti saperlo però. A proposito, sai perché Calderoli nella sua villa in campagna come antifurto ha messo il cartello con scritto attenti a Borghezio? Non lo so. Sei A tu, proposito, e questa è l'ultima. Vai. Sai perché quando Giuliano Ferrara tira fuori le palle non se ne accorge nessuno? Ragazzi, c'è? non me ne ero accorto. Cosa? Luca Bianchini. Eccolo, c'è un centro disegnato davanti. No, ma tra l'altro ti sei abbronzato come una vecchia calandra. Sei Sì. una cosa. Usi la lampada, che cosa fa? Allora spieghiamo, Luca Bianchini, scrittore. Fa la mattina. Fa la mattina qui a Radio 2 alle 3:30, alle 6. Si ascolta lui con la cuffia da solo. No, molti ascoltatori, scrive libri, ha scritto tra la biografia di Eros Ramazzotti. Sì. E non lo so, e basta. Ciao. E basta. E basta. Ciao. Ha una voce molto simpatica. No, la mattina viene meglio. Qual è l'ultimo libro che hai scritto? Se domani farà bel tempo. Quello in collaborazione con Giuliacci, Sì, ma sappiamo. è un libro che parla di? È un libro che parla di un rampollo bello, ricco e drogato che poi si trova in mezzo a una vendemmia e prova a mettersi in discussione. Che carino, bello. penso Cioè, bello, poi vi fa venire voglia. dalla droga passa all'alcolismo, alla vendemmia. Non è il massimo della vita, però. Va bene. Ti vogliamo bene, Luca Bianchini. Qui c'è la signora Dalai, Baldini Castoldi. se molto ti interessa. lieto. Fagli avere 2 o 3 libri. Chi te li pubblica? no, il microfono volevo portare. Chi te li pubblica? i Ve li libri? pubblica la Mondadori. Ah, Ah, i stica. diretti concorrenti. Veramente? sì, Che sì. No, Per ora è così. facciamo, poi... glielo lasci alla Mondadori. Sì, glielo lascio là. Scherziamo, sta per arrivare Monica Bellucci, ci dicono in questo momento. Tutti noi siamo Arriva con un volo Sì. Air France. Air Bellucci, proprio. C'ha la compagnia. Cioè l'unico aereo che atterrerà in via Oslavia. Esatto. Quindi i negozi sono chiusi per via delle ali. Sì, perché sennò ringa i bandoni, rompe le vetrine. sta per, Eccola qua, sì. per arrivare. Sì, arrivare. Mettiamo un po' di musica Vai. e allora i fratelli Calafuria. Se l'è preparato tipo da ieri, da un mese, perché sapeva che io gli avrei chiesto qualcosa. Oh,
siamo un vero e proprio show, c'è niente da fare, questa non è radio, questo è uno show, dai, è uno show, è un varietà, volevamo salutare il bar Ester di Bagheria perché ci ha mandato dei cannoli vivi, quando sono entrati i cannoli ha detto scusate c'è qualcuno, i cannoli soli, hanno bussato. Sì, grazie agli amici, mi hanno scritto anche una lettera in siciliano, mangiate ste cannole palermitane, no catanese, palermitane ci tengono a questa cosa qua e quindi lo staff del bar Ester di Totuccio De Marco e li salutiamo, grazie, non ce n'è rimasto neanche uno. Cremo! Abbiamo ricevuto una critica, sappilo, a livello musicale. Dimmi. La devo dire anche al pubblico, noi diciamo le cose belle, le cose quando ci fanno i complimenti lo diciamo, perché? quando ci fanno le critiche lo diciamo. Musicalmente fate sempre le stesse cose, ci dicono. No, fate cose vecchie, è sempre la canzone degli anni 60, non fate cose raffinate, Che facciamo? Una cosa raffinata? Sì, il silenzio, ragazzi. Sì, appunto. Il silenzio Punto interrogativo gli si è stampato gigante in Sound of faccia. Silence è una canzone molto raffinata. Sì, ma anche ti fa venire l'orchite. Sì, è bellissima. Pressione 32. Io ce l'ho una, facciamo una cosa figa, te l'ho Sentiamo. come si chiama quello? Guarda, non mi viene il Talmente figo che non gli viene. Isaac Hayes? No, Isaac Hayes. No, chi? Chris Ah, bello. Chris Isaac è figo. Conoscete Chris Isaac? Sì, Spero che... colonna sonora di Cuore Selvaggio. Molti hanno detto no, vuol dire che è musica figa. Bene. Quando non la conosce nessuno è figa. Come che è Paolo Delitto. Fava, uguale. Allora, Un po' d'elite. facciamo un pezzo di Chris Isaac. Dai, sì. Quale facciamo? Quale conosci tu? Quello famoso, I Never Fall in Love Again, qualcosa del bellissima. genere. Sì. Ma sei cretino, Cremonese. Wicked. Wicked Game. È Vabbè, quella ma di- il titolo non me lo ricordavo. È quella di Cuore Selvaggio, dai, è bellissima. Qual è Mi quella di ricordavo il Cuore testo del ritornello. Il film Cuore Selvaggio. Allora, prego, signori, visto che facciamo sempre le stesse cose, vogliamo fare una cosa raffinata e io canterò in modo raffinato, Sì. Raffinato tu? Anche nei movimenti. Sì. Once a warm night, we sever feet like you. Strength for desire, oh, we people do. Never dream of finding somebody like you. And I never dreamed somebody you. No, 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 Tirolese, che sai. I don't want. Quando la finisci? Sì. Fa male la gastrite, Chiediamo scusa, finalmente abbiamo fatto qualcosa di raffinato. cioè, Chris sì. Isaac. Raffinatissimo. No, sempre No, lui ragazzi, che fa la voce. diciamo, è Berlusconi. È Berlusconi, diciamo. Si Che si fa diverte a pubblicità fare la da voce, ma poi lo sai cosa fa? Imita Veltroni. Ma lo Per fa con la sua no, voce. ma poi soprattutto vuole far fare brutte figure a Veltroni. Dicendo cose Che lui è sbagliate, Veltroni, esatto. ma lui non è, si capisce, è Berlusconi. Subito, vabbè, Scusate, trucca la non trucca la voce, fa la sua. Vabbè dai, gli dobbiamo rispondere perché giustamente chi chiama in diretta e c'è il numero diretto non gli rispondiamo, però sempre la stessa voce. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, sono un hostess dell'Alitalia. Dai, ma non è un ospite dell'Italia non è credibile, Non è credibile, No, vero. No, certo che no, so benissimo, dai chi è, l'abbiamo detto prima. È facile, mi si riconosce subito dalla voce certo. e non è una voce da donna, quindi non posso essere una È hostess. una voce che si riconosce bene. Guarda, noi Veltroni abbiamo un timbro di voce che si riconosce tra mille. È per quello che se violiamo la par condicio io, Walter Veltroni, sto facendo e quello che sto facendo in questo momento ci beccano subito. Sì. È tipico dei Veltroni. Ma quale Veltroni? È tipico. Ma lei non è Veltroni. Ma dai, come adesso- non sono Veltroni? No. Ma si sente. scusate,
Chi può violare la par condicio intervenendo in radio sotto mentite spoglie di hostess? Mi dica, certo, chi può essere se non io, Walter Veltroni? Certo. Io fingo, io mento e mi travesto pure. Sì. La vuole sapere la verità? Sentiamo. Adesso gliela dico. Sì, dai, finalmente. Vladimiro Luxuria non esiste, sono sempre io, Walter Veltroni. Senta, ma non dica queste cose, la getta a fango, non va bene. Senta, ma facciamo ma perché non dice una volta per tutte apertamente chi è? Dai. Dice che dovrei? Sì, Conviene? ma certo, tanto lo sanno tutti, scusi. Ma sa che forse ha ragione. Bravo. Sì, è inutile mentire, è inutile nascondersi. Bravo, E allora? Che si sappia chi sono. Sì, bravo. Io, Walter Veltroni, sono un comunista e sono cresciuto a pane e bambini. Ma non dica scemate, che non è vero, dai. Ma per forza dico scemate! Ho avuto una cattiva alimentazione! E per questo io, Walter Veltroni, rido di quello che dico da solo. Sì. Roba da matti, sto facendo una campagna elettorale illegale, incredibile, mi dovreste fare arrestare. Non come quel delizioso omino certo. del mio avversario, che sicuramente sarà in qualche ospedale a dare conforto agli ammalati. Ricoverato. E forse guarire anche quelli che avranno fede in lui. Cioè, fede in lui addirittura, sì. Per cui il 13 e il 14 aprile sempre là andiamo, se vuoi che l'Italia guarisca da tutte le malattie, scegli la libertà. Ecco. Meno malattie per tutti, libertà. Siamo in testa. Basta, grazie, ci prova ogni volta, la ci mette d'accordo. Allora, manca ormai una manciata di minuti. Monica Bellucci, mi dicono Bellucci, è in sala trucco. Ah sì, qui c'è hanno allestito la fatta perché sai anche la radio le porte si sono aperte da sole. No, a parte gli scherzi, visto che non c'è la TV, Monica Bellucci mi dicono che verrà in cioce. Ah, proprio con i bigodini? Con i bigodini, sì, con i bigodini. Allora, ci siamo quasi. Sì. Che vogliamo fare? Vogliamo parlare di qualche cosa? Questo c'è Bozzi che mi fa col ditino così. Notizie ne abbiamo? Ci sono altre notizie? Io purtroppo ho un piccolo problema di vista. Allora, non hai gli occhiali giusti. No, te lo spiego. Ho raggiunto una certa età, per cui ho cominciato ad avere i problemi, quelli lì. O la tua, dunque, lo so. Esatto, ti portano il conto al ristorante, dici, scusi, quant'è? Lo dai al cameriere, dice, senta, si può spostare di 3 metri che lo leggo? Infatti. È quello. Però io ho un altro problema, sono miope ed astigmatico. Mi mancava la presbiopia, ora sono miope, astigmatico e presbite. Fantastico. Quindi 3 cose ho. Mister Magoo praticamente. No, io per leggere da vicino non li devo mettere, li devo togliere, capisci? Quando devo vedere uno da lontano li devo mettere, faccio una vita d'inferno, capisci? Mettere, per cui decido. I bifocali esistono. Qui magari qualcosa dobbiamo leggere. Ecco, Baldini al ristorante, a Barzelletta, dice al cameriere, si può spostare di 100 metri che scappo? Ci ho provato qualche volta. Lo so. Ciao, sono tornato. Sai perché? È da tanto. Sai perché di notte la Mussolini sogna il duce mentre Storaci sogna la Sant'Anché? No, non lo so. Io non lo so. Ecco. Senti, sai perché sulla sua poltrona da ministro Mastella ha lasciato il cartello con scritto torno subito? Ehi, a proposito, sai perché Berlusconi ha chiesto al WWF di inserire i suoi capelli tra le specie in via d'estinzione? Non lo so. Ma dovresti saperlo. Ehi, ti dico l'ultima, poi devo andare. Sentiamo. Sai perché? La prima volta che Casini ha visto la Brambilla ha detto io centro. Abbiamo una radio promozione, dai. Promozione. Sentiamo. Dopo Monica Bellucci. Attenzione cremonesi, facciamo un giochino. M come mare. Milano. Non c'è il mare. S come sole. Sondrio. Non c'è il mare. C come cielo. Cicale. No, ci cacciano. Inizia a pensare all'estate e prenota le vacanze a bordo delle navi MSC Crociere, alla scoperta del Nord Europa. A bordo scoprirai un mondo di servizi e un mare di attività per grandi e piccini. E se prenoti in tempo, chi parte con te può addirittura viaggiare gratis. Chiedi alla tua agenzia di fiducia. MSC Crociere, c'è vita su Marte. Ma che Marte, mare! Il 14 aprile, Little Donny Bay! 50 anni di
di carriera festeggiati a Viva Radio 2. Un cuore matto che ti segue ancora. Little Tony Riderà. il 14 aprile a Viva Radio 2. Little Tony aveva una spada nel cuore, oggi non l'ha più. Mare, profumo di mare. E se il 14 non sai che fare? Mille corvai, io penso solo a lei. Il 14 aprile, Little Tony Non finisce qui. Ehi, ecco. Ah, che bel promo, ragazzi. Little Bravo. Tony Day. Facciamo i complimenti a Marco Lolli, il nostro regista. Ci ha fatto sto promo. Tra l'altro ieri sera Striscia la Notizia, Little Tony ha detto grazie, noi festeggeremo a Viva. È vero, sì. Meraviglioso. Signori, ci siamo quasi, mancano 2 minuti, avremo il tempo di fare una piccola cosa. Guarda, ha avuto molto successo la canzone di Adamo, La morte. Ma ancora sta morte. Però noi tempo fa ne avevamo fatto, non noi, un gruppo che si chiamavano I Tira al Piattello, ti ricordi? ricordo, sì. E questo non era sulla morte ma era sulla sfiga. Eravamo sulle, lì, sulle sulla vita. Sulla vita, la canzone si intitola Che bella la vita, dura poco e dopo arriva Monica. Sì, dura poco la vita proprio. Mi piacerebbe interpretarla a me anziché di Tira al Piattello. Posso? Canta, mi piacerebbe interpretarla a me, ma come parlo? Ma che italiano è? interpretarla a me. Mi piacerebbe interpretarla a me. Giusto, Ma parlo veramente come un mi animale. piacerebbe interpretarla, appunto. Vai. La peste, la lebbra, la gotta, l'eczema, Sì, vai avanti. la SARS e poi l'eritema, Bellissima canzone. la scabbia, la rabbia, la tubercolosi, gastrite, nefrite, la peritonite. Mi ha licenziato e tu mi hai lasciato. Stanotte ho forato e al gelo sono stato. Che bella la vita, ma ho il cuore malato. Ho perso la milza, mi sono azzoppato. Che bella la vita, ma il fegato è andato e tu sei fuggita con mio cognato. È il minimo che può fare. Però ti amo, Era un bravo Pirla, scrive. ti amo, ti amo. Sì. Sì, ti amo e ancora ti dico ti amo. Oh sì, ti amo. Io ti amo. E dammela. Non è prudente fare ste acuti dopo una canzone del genere, c'è la vena. Grande. Meglio questo. Ti amo. Adesso dovrei andare un attimo in bagno perché Dopo l'acuto del genere. mi sento giusto. un po'. Signori, Sì. mi dicono che è già arrivata Monica Bellucci, facciamola entrare, accogliamola con un bel applauso, l'attrice che ci rappresenta alla rappresentazione all'estero, Monica Bellucci! Eccola! Hello Monica! E là! Ciao a tutti. Riconoscete, non è un'imitazione, è quella vera, eh? Sì. È quella vera, tra l'altro non lo facciamo mai, ma ci siamo scritti l'intervista, proprio sì, fatta Paolo Banale, è proprio un'intervista, non so chi l'ha scritta, però. Testa. Chi l'ha scritta? No, è bella, l'ho letta Bellissima. prima, bellissima. Come va Monica? Va bene, benissimo. Da quanto tempo sei in Italia? Da 2 giorni. Da quanto tempo non ti confermi? Quante volte? Possiamo mettere, si sente male la voce di Monica, sento sente molto. male? No, il microfono che? Ah no, è proprio lei che è così, il microfono. Così? E poi, Baldini non cominciare, ti presento l'istruttore Piacere. di Pilates, Marco Baldini. Piacere, no. Piacere.
Diglielo che il Pilates fa bene. Benissimo. Hai mai fatto il Pilates, Monica? No, non ho tempo. Ma perché? Che devi fare? Capirai tutto sto lavoro che devi fare? Ma sì, Vabbè, farti i infatti. film. No, tu fai attività fisica? No. Beh, è stato meraviglioso. È un dono di Dio. È successo una cosa prima. Monica è arrivata qui da quanto? È arrivata dietro le quinte. Si vede che dalla Palombelli c'era ospite Pier Ferdinando Casini e quindi dice vado a salutare Fiorello ed è venuto di là. L'ho visto, appena mi ha visto Monica, a me non mi ha cagato più. No, non esisteva più. Niente, Fiorello. non c'ero più. Finito. Si fionda sulla Bellucci e dice carinamente, dice ma lei è molto... Aspetta, com'è che mi devo ricordare quella frase? Ah, ecco. Ma è molto magra, sì. Me l'aspettavo più carenata. Che classe! Vabbè. Gli ha detto... E poi cosa ti ha detto? Non lo so, dillo tu, cosa hai detto? E poi gli ha detto, posso toccarla? L'ha toccata. La guancia, così, È stato simpatico, devo dire. Votate Casini, vabbè. Immagini. No, non si può dire. Adesso votate Berlusconi, votate Veltroni, votate Bertinotti, votate Mezza Capa, quella che copre i manifesti di Giovanotti, Storace, e votate. Chi vuoi che diciamo ancora? Votate. Basta, è ben Fanfani pure, dai. No, basta così, perché è sbiancato il nostro. Tanto, scusa, posso dire pure che uno dice votate Casini, ma ti pare che vince? Ma dai. Ecco, Ale. Signori, da domani un parcheggiatore e un benzinaio nuovi. Se n'è andato! Ma sto scherzando! Balzalia, non è stato così grave, è il capo democristiano. È il capo di tutto. È amico di Pizza, quello che voleva fare la... Scusate, ma Azzurra Caltagirone è uscita l'agenzia adesso, moglie di Pier Ferdinando Casini, ascolta la radio e dichiara: Pier Ferdi, torna a casa che la carenatura te la rifaccio io. Monica, no, senti, ma la situazione dicela qualcosa della Francia, noi li odiamo un po' sti francesi. Ma perché? Beh, se comprano l'Alitalia, ma non la comprano. No. Però adesso? E adesso? Ci compra la Lufthansa. E adesso che ci compra? Forse la Lufthansa, fra le ipotesi, c'è i tedeschi. La Merck. Cos'è meglio? Non lo so, dalla padella. Appunto. Vabbè, tu vivi proprio lì, vivi bene in Francia. No, ma io viaggio tanto, però poi ogni tanto sono anche a Parigi, sì. A Parigi. Ma tu Carla Bruni la conosci? Non ti chiedo niente di Carla Bruni, no. Ti chiedo solo se la conosci. La conosco un po', sì. Vi siete, magari ai tempi quando facevate le modelle. E da quando è diventata festa? Basta, non mi chiedere niente. Non mi chiedere niente. Non ti chiedo niente. Com'è Sarkozy? Parliamo di un'altra cosa. Di un'altra cosa, ok. Parliamo di un'altra cosa. Camilla Parker Ball. Zitta Camilla. Ma perché non si può dire? Dai. Perché siete amiche, poi vi dice guarda che andate in radio a dire chissà che cosa. No, è sempre carina. No, ma parlate voi, io. Ma in questo momento Carla Bruni è a France Day a parlare male di lei, non lo sa. Sì. A te. Vabbè. No. Senti, ma tu, Fioretto, una domanda fra la Bellucci e la Bruni. Mia moglie. Bravo Fiore. Mi ha tirato l'assist. Bravo. Quanto ci ha impiegato a dirtelo? Neanche un secondo, 0,001 Sono bellissime secondo. donne. E invece voglio dirti, voglio fartela io questa domanda, una domanda. Allora tu, veramente, mettiamo caso che basta, ti molli con tuo marito, finita tutta, ma più, e per forza, è utopistico, ti devi mettere con un uomo brutto. Io adesso ti faccio un elenco di 3 uomini brutti. Vediamo. Allora, Marco Baldini. Enrico Cremonesi, mamma mia. Fammene beccare un altro. Carlo Delle Piane, no? Però non lo vedono. Diciamo Sasà, il nostro microfonista. Guarda bene Sasà, lui è dell'Abissinia. È vero, è di Addis Abeba. Infatti, però è avvantaggiato per questo. Monica, ti chiedo scusa io. Non ce la fa. Baldini non ce la fa. Allora, scusa Monica, hai guardato Sasà. Ora guarda Baldini bene. Guarda. Girati e guarda il macaco adesso. Sì, dovrei stare da sola un po' con loro. Vieni! Finalmente! Ci sto! Mi sembra una buona idea. Baldini, sei sposato! Sì, era uno scherzo, era una gag. Chi scegli dei 3?
Tra i tre. Hai detto tre a volte. occhio. L'ho detto, No, dovrei... no, a occhio. A occhio così non potrei. Ti prego, Lo dimmene spirito è quello uno. che Sì, conta a brava. questo punto. Dimmene uno. Dimmene uno. Non posso. Uno, dai. No, non può. Monica, qualcosa ci devi dire? Infatti, Su una risposta ci devi. Dovrei stare un po' Come ti con chiami di cognome tu? Come ti chiami tu? Neanche questo mi vuoi dire? Dai. No, nel senso. Ah sì, Bellucci. Ah, questo. Finalmente abbiamo avuto una risposta. Era per quello che ti chiedevo. Insomma, tra Baldini, Cremonesi e Sasà. Certo è una scelta un po'... Non si può. Sì. Mi è arrivato un SMS da Roberto Zanichelli. Io il sono quale libero. Mi dice: se si molla, dagli il mio numero. Sì. Ricordiamo che Roberto Zanichelli è stato mollato dalla perché fidanzata. questa ragazza ha lasciato la fidanzata e la fidanzata ha messo il suo migliore amico, quindi sta soffrendo. Sì, sta soffrendo molto. E quindi non scherziamo Non scherziamo, su queste cose. non spariamo. Senti Monica, c'è questo film Shoot 'Em con questo Clive Owen, che è un attore che va 1,90, occhio spieghiamo celeste. chi è Monica, chi ha fatto prima. Clive Owen è un attore inglese che ha fatto tanti film. Ah, inglese Clive Owen? Sì. Inside Man, ha fatto Closer. Closer? Non ho visto uno io purtroppo. Vabbè, però Non è ancora Alto figo moro con gli occhi celesti. Ha fatto qualcosa che ha a che fare perché con... sei geloso. No, sei geloso. geloso. Guarda, ma che geloso. Ha fatto le crociate anche lui? Ah, ho capito chi è. Bello, beh, devo dire, bisogna dire... Tu hai fatto le guerre puniche. Ma Fiore è bello, Sì, bisogna dirlo. come Poi no. adesso è in forma così magro, bello. Sono magro? Sono scarnito, mi vedi? Sì. Questa bella faccina così. Faccina, vabbè. E che deve accudire la figlia. Sì, quello. Senti, Lavora scusa, troppo. Shoot 'Em che vuol dire? Shoot 'Em. Shoot 'em up, è un modo spari. per dire si uccide. E quindi è un film d'azione? Ma sì, è un thriller, io lo chiamo un thriller rock and roll, perché comunque c'è di tutto, nel senso che c'è della violenza sicuramente, ma una violenza un po' surreale, un po' come nei fumetti, e poi c'è anche una storia d'amore fra quest'uomo che è una specie di vagabondo, una specie di James Bond trash, e questa donna Com'è James Bond? Trash. L'hai detto molto per ridillo, per favore, hai detto trash. Parla. James Bond? Infatti so che c'è una scena che devo dire che è un po' strana, dove questo Clive Owen ha una scena d'amore con te, un sesso d'amplesso, come si chiama? Hai girato? Dove praticamente c'è Clive Owen, come la spiego adesso? Allora, Dai, c'è dillo Clive con parole Owen tue. e Monica Bellucci appiccicati tipo al muro, fermi così. Nel frattempo Clive Owen viene attaccato durante l'amplesso, lui mentre fa l'amplesso tira fuori le pistole e spara. Come succede a tutti noi, no? Succede a voi, sì. Come succede a tutti noi. Chi non ha sparato durante un amplesso? Io tiro le bombe. Come dicevo prima, Scusa, posso è dire una da storia parte da fumetto. di una donna, ma non ti davano fastidio i botti? No, perché devo dire che c'è di peggio che fare una scena d'amore con Clive Owen nella vita. Cioè, perché? Ah, cioè c'è di peggio. Sì. Che bello fare l'amore, cioè, per No, finta. c'è di peggio, insomma, ti poteva capitare un altro attore, quindi meglio con lui che con un Cremonesi. altro. O me. Senti, Non siamo adesso attori, no. io faccio una domanda banale. Vai, falla, dai. La gelosia, perché quando uno è sposato, c'ha un marito, oppure anche, voglio dire, pure Cassel ci avrà qualche scena, voglio dire, qualche Doberman ce l'avrà. No, nel senso, c'è un pochino, dai, non mi dire di no, io non ci credo, non ci posso credere che tuo marito poi ti vede il film, ti vede lì con Clive Owen e fa molto bello, carino. No, non c'è. No, gli fai Non i c'è, ginocchi. vero? Siete No, avanti. perché per noi è un'altra, non è che siamo Siete- avanti, no, siete è un'altra avanti, cosa, siete perché avanti. tu sai che mentre stai girando una scena d'amore magari devi baciare il protagonista maschile e mentre lo baci stai pensando alla battuta che devi dire subito dopo, no? Senti, Monica, senti, se io Pensando alla battuta ci credo, ma io devo dire la verità, se mia E poi moglie, insomma c'è modo. se mia moglie facesse un film e la vede appiccicata al muro con Clive Owen, pensa alla che battuta. fa azione e fa io entro nell'azione, Sì. prendo Clive Owen, bello e lo cazzotto subito, che devo fare? Certo. Però loro sono avanti. Un'altra cosa. È vero, perché chi fa il cinema Perché poi sappiamo s'abitua. che non è vero, è solo, S'abitua. solo finzione. Cosa solo finzione? Ma se vi toccate, dai, Sì, ci ma si non è tocca. un bacio vero, non è una scena Ah vera. no, le è- lingue sono di plastica. Sì, sì. No, ma le lingue. Però tutto contano, questo Allora, non contano. no, in verità, effetti- Monica, prego. Infatti non sei obbligato a dare un bacio vero. Ah sì? No. Puoi scegliere? No, nel senso che puoi fare finta Naso, che sia naso. vero. Posso dirti una cosa che è peggio? Perché il marito ti dice poi, scusa, perché
Perché con Cremonesi hai usato il bacio finto e con Clive Owen hai usato il bacio vero? Perché ero più ispirata. Ho capito. Comunque il film ispira, io già solo per vedere quella scena di lui che spara mentre fa sesso, guarda, è meravigliosa. Tra l'altro ieri aspetta, attenzione, la moglie di Baldini dichiara, sapevo già qua, io, anche Marco a letto spara, Cagate. purtroppo a salve. Immaginavo. Che cattivo. Vabbè, ma ormai c'è la sua vittima predestinata. Vabbè. Va bene. Perché ieri ho fatto una battuta sulla sua, capito? Che è Allora... successo? Che è successo? Repubblica, pagina 26, colata di cemento davanti alla casa di Petrarca. Incredibile. Sì. Indagate 8 persone, fra cui Dante e Benigni. Che bella questa. Monica, qui lo sai come siamo, no? Si scherza, si ride, si fortuna. scherza. Però sulla Francia non ci dici niente. Ma cosa devo dire? Sarkozy, almeno sul presidente, Com'è? sì. Com'è? L'hai conosciuto? Hai conosciuto mai il presidente? Ho conosciuto a una cena e... È alto. Dimmi, No, solo, alto proprio dimmi no. solo se è più alto di Berlusconi. No. Dai. È più alto di Berlusconi? Perché qui Berlusconi da noi, sai, si viaggia a cuscini, quindi non si va con i cuscini. O tacchi anche. No, dimmi un pochino più alto forse. Non lo so perché non ho mai incontrato Berlusconi. Non hai mai incontrato Berlusconi? No. Ma guarda che strano. Forse non l'hai visto, ma c'era. C'era. Scusate, c'è anche, visto che si parla. Ti è piaciuta molto questa? Se ti sente, vedi, sciocchiamo in diretta. Subito. Chi è che l'ha Beh, magari noi siamo qui a disposizione. Allora, Silviuccio, siamo a disposizione, i numeri li sai, poi non ha bisogno lui di numeri. No, figurati. Allora, lui bussa. No, visto che si parlava di sesso, da una ricerca scientifica inglese effettuata in tutta Europa risulta che ogni uomo ha in media, vero questo, nella vita 13 donne. Formigoni dichiara, in media, allora qui c'è qualcuno che se ne è fatte 26. Certo. Sapete che Formigoni è un po' come il nostro Marco Lui. Sì. Allora, senti Monica, allora andrete a vedere questo film, andate a vedere questo film venerdì 11 aprile. Non verrà qui in Italia Clive Owen per promozione, un No, giretto? perché sta girando a New York. Sta girando a New York. Vabbè. Con Giulia Roberts, poi, capito? Sfiga quest'uomo, ragazzi. Ha una sfiga proprio tremenda. Proprio. Molla la Bellucci, poi va. Ma lui è sposato? Era sposato. No, è sposato, perché coi figli. la moglie chi è? Attrice famosa? No, una brava ragazza. Sì, ti dicono tutte così, una brava ragazza, due figli. Lei a sposato casa, da 20 anni. lei a casa e lui che spara a destra. a sinistra. No, bravo ragazzo, No, lui è bravo, vero? Molto. Sì, bravo. Va bene. A sparare. Senti, sai che c'è stata una polemica, sapete, su Amici, una polemica pazzesca sì. Su Studio Aperto, l'ho visto oggi, ce l'hanno con la Celentano, la la nipote del nipote, molleggiato, sì. nonché figlia del fratello di Celentano. Sì, che pare nipote. che No, perché devo dire che hanno ragione, perché adesso diventa un po' serio, si parla tanto del pericolo dell'anoressia per le ragazze. È vero. Si parla tanto di difendere queste ragazze da ciò che è il pericolo che rappresenta l'anoressia, perché magari le ragazze inseguono modelli di donne magre. Qui Monica non è una magra, è una rotondetta, no? No, non dire rotondetta. No, ho detto rotondetta. È giusta. Ti piace di più che ti si dica non carenata o rotondetta? Voglio dire, meglio rotondetta, più simpatico. Ecco. Quindi che cosa succede? Che la Celentano prende in giro una ballerina di Amici perché che è un ha po' pierotta, qualche vero, chiletto offendendola anche in vero. modo pesantemente. Allora pare che non so chi, adesso non so, una psicoterapeuta abbia detto qualcosa, ha detto basta, in televisione un programma seguito da giovanissimi, non si può dare questo insegnamento e questi messaggi negativi, dobbiamo darle ragione, che non si può dire a una ragazza tu non puoi ballare perché c'hai il culo grosso. Ma dove siamo? A parte che se io fossi il padre della ragazza vado in diretta e gli do una capocciata che il culo grosso è vero. A parte se io fossi il padre, ma non lo so. Quindi attenzione a chi alle mie figlie dovesse dire che hanno il culo grosso, sappiate che poi se siete uomini siete morti, lo faccio io. Se siete donne forse sopravvivete. Morti anche per chi mai preso. No, vabbè, uomini. Monica. Allora Monica adesso farà la cosa che sa fare meglio.
Cos'è? cantare. Oh, certo. No, mi ha supplicato, ti prego, non farmi cantare. Anche se nella puntata scorsa cantasti Tozzi ed era... No, non ci provare che vado via su. No. Volevo dirti che ieri sera su Rete 4 da un film dove c'era Bruce Willis e te. Hai capito? Io ho beccato la scena finale perché avevo addormentato mio figlio, sono svegliato, vedo Rete 4 e vedo Bruce che esce da un'esplosione. Mio idolo. Sono morti tutti tranne Bruce. Certo. Lui è uscito dall'esplosione, tu Intatto. eri insieme a non so che cos'erano, cambogiani, che erano? No? Africani erano, vabbè, africani, eri una maschera di fango. C'era anche Sassari. Quando hai visto col microfono in mano. Microfono Ti voleva dare un microfono. Quando tu hai visto Bruce ti sei andata a soccorrere Bruce e tutti infangati ve ne siete andati abbracciati e credo che il film finisse proprio lì. Com'è Bruce? Questo ce lo vuoi dire. Bruce, È simpatico, come si dice? Sì, è simpatico. bel figo, No, magari non No, ti come piace. no, alto. No, lei No. ti piace? Ah sì, vabbè, No, è buono. un bell'uomo, è simpatico, un bravo attore. Sì. Insomma, sono fortunata, alla fine lavoro sempre con degli attori. Sempre con degli attori bravi. Vedi? Italiani, chi ti piace attori italiani? Così, a occhio. Ma ce ne sono Come tanti. bravura, chi è secondo te l'attore più bravo? in Ah, Italia? ma ce ne sono tanti bravi. Non si sbilancia neanche. No, ma è vero, scusa, io posso dire solo che ho appena finito un film con Luca Zingaretti. Ecco, che vabbè, vedi, stica, questa bravo, hai sì, detto molto. niente, Luca Sì, Zingaretti è bravo. E delle tue colleghe manca a morire, non lo diresti mai. Ma figurati, abbiamo solo attrici brave e belle. Vedi, certo. vedi. E una non brava. Quelle non brave, Non magari lavorano. molte non lavorano, però c'è anche chi ha la sfortuna di avere talento e non lavorare, quindi sai. Cioè, è vero. È vero. Quando parlo con te mi È viene vero. subito da parlare così. È vero. Incredibile. Allora abbiamo una pausa perché visto che parlavamo di amici, ci colleghiamo con amici. Con la stanza Tu prove. Hai mai seguito Amici in Italia quando sei in Italia? No. Non c'è in Francia Les Amis? No, un non programma simile di questi Star Talent. Questi Star Academy. Star Academy. C'era Academy? Sì, ma non l'ho mai visto. Lavora. sta Allora sempre glielo in spiego, giro. c'è un cantante che si chiama Marco Carta, che è un Da po' cui il proverbio stonatello. carta canta. Esatto, che è un po' stonatello e c'è la sua insegnante Grazia Di Michele che lo riprende. Lui spesso piange, però sentiamo che siamo già nella stanza prove. Noi siamo figli della stalla, figli della notte ci gira intorno, non siamo figli della stalla, non ci fermeremo mai per niente al mondo. Ti prego! Zitta, ancora. Altro che figlio delle stelle tu! Ancora piange. Grazie di Michele, io ti odio, io sono un figlio della Sardegna, sono il figlio prediletto, tu mi odi, tu ce l'hai con me solo perché sono sardo. Tu provi repulsione nei miei confronti perché sono uno splendido souvenir di Cagliari. Ecco perché tu mi odi per la mia sfrenata propensione al canto. Maria, Iurma, aiutatemi, datemi un peluche. Tu non sai cantare! Non hai nessuna propensione al canto! Grazie di Michele, se strilli di nuovo così nell'orecchio io ti do una microfonata in testa. Grazie di Michele, tu la propensione al rutto hai, sei solo una cantante anziana vecchia. Guarda che io non sono anziana e canto ancora! Ma se sei il milite ignoto della canzone italiana, hai le borse sotto gli occhi. Io non ho le borse sotto gli occhi! Ma se ogni volta all'aeroporto devi far passare le tue borse degli occhi al metal detector, hai la pelle così a buccia d'arancia che ci puoi fare una spremuta. Guarda, tu non sei una cantante, tu mi odi. Io non ti odio! E poi sono una cantante con la C maiuscola! Sì, la C di cellulite sarà. Ne hai a chili, mi odi, hai due occhi bovini che trasudano odio. Maria, aiutami, mi attacca. Grazie Michele, non ridere per favore, che si vedono i denti, si vedono i tuoi denti, mi sembrano le pagine gialle i tuoi denti, mi fanno impressione, sei maligno, ostile e maldicente, tu disapprovi il mio canto seducente, perché tu non sai sedurre. Io sono una grande seduttrice. Lo sai qual è l'unica cosa che puoi sedurre? Un paracarro. Solo perché non puoi scappare, solo per quello tu mi odi, perché sono un tenero germoglio sardo. Maria mi odia, Iurma. Io non ti odio! Te lo dimostro. Ok, canto a piacere, l'ho capito. Uno nuovo, eh? Quando sei disperato come me, senza te, quando sai di essere sbagliato.
proprio intonatissimo. Come me che muoio senza te. Smettila! Tu non sai cantare! Io non so cantare. E allora tu, che sei la berrucca della musica italiana, sei nauseabonda, hai la cellulite sulla pianta dei piedi che non ce l'ha nessuno, solo te. Anche i tuoi vicini di casa hanno la cellulite, tutti ce l'hanno. Lo sai che ti dico che sei una vecchia canone del sottorico? Aspetta, fammi urlare e chiudo. Maria! Eccoci, abbiamo la pubblicità, lanciacela te. E dopo gli tocca, E dopo ti tocca, perché dopo c'è il duetto con Paolo Fava, ragazzi. Grande Fava. Sì. Grande musicista. Prego, Lucia. Allora faccio come la mia imitatrice? Pubblicità. Wow! Senti, ma Carla Bruni... Eros canta Antonello, 2 cori romani. Io mi ricordo 4 ragazzi. Antonello non canta Eros, ma Eros canta Antonello. Solo sai, il tempo vola. Eros canta Antonello. Antonello ha detto, ma va! Ci vorrebbe un amico per dimenticare. Ed Eros gli ha risposto, sì, Quanto sei bella Roma. Buonasera. Presso tutti i rivenditori non autorizzati. Non la luna si specchia dentro al fontanone. Eros canta Antonello. E tenerezza. Il bello è che Venditti non lo sa. Ci risiamo di nuovo e direi di abbassare i toni adesso perché la cultura entra nella nostra radio, entra nella nostra radio. Amici, in questa puntata speciale non poteva mancare il maestro Paolo Fava. Buongiorno maestro. Buongiorno, lei continua a chiamarmi maestro. È solo un titolo che non mi appartiene. Mi fa piacere questo suo bagno d'umiltà, come la dobbiamo chiamare? Messia. Ah, ecco. Allora, caro Messia del Giacomo. Caro Messia, oggi abbiamo voluto fare un esperimento, visto che abbiamo ospite una grande attrice, sarebbe bene che lei magari suonasse la tromba mentre lei recita una poesia. Caro Baldini, queste purtroppo sono cose che facevo in quinta elementare. Ah, sì, già le faceva, sì. Mentre mi ricordo che la maestra in classe leggeva l'Orlando Furioso, io miglioravo la lezione suonando la tromba. Pensi, cambiarono il titolo dell'opera. E qual era il titolo? Trombando Furioso. Ah, ho capito, che suona bello. Senta, ma visto che Monica Bellucci abita in Francia, volevamo fare leggere una poesia francese. Lei, caro Fava, conosce la Francia? Caro Baldini, lei purtroppo troppe R. Lei continua a offendermi. Forse non sa che io mi sono esibito all'Olimpiade. Parigi. Suonavo la tromba mentre Gerard Depardieu, troppe R, Gerard Depardieu, è pieno di R. Leggeva il Cyrano di Bergerac. Tutta Parigi ne parlò. E come si intitolava lo spettacolo? Parigi val bene una fava. Ma certo, perché lei. Senta, chi suonava con lei in questo ovviamente spettacolo? il fiorfiore del fiorfiore. Il meglio del meglio. Suonava il clarinettista già citato ieri. Quale? Gio Pecorino. Ah, Gio Pecorino, certo. Tony Arco. Sì. Tony Arco, che conosciamo. Poi Gianni Cazzola. Cazzola. Scusate, sono passati tanti anni decenti. Certo, non si ricorda, certo. Salnistico. Che è una medicina, sì. Giorgio Garzone. Sì. Imo Bango. Gregorio Fotticchia e Daniele Tittarelli. Senta, è pronto allora? Monica leggerà Cet Amour, che è questo amore di Jacques Prévert, e lei sottolineerà la performance con la tromba. Sono onorata di fare questo duo con lei. Grazie. Cosa fa lei nella vita? Ma come cosa fa? È un'attrice, maestra. Ma io faccio jazz. Ah, lei non sa. Prego, sentiamo. Non rida perché No. io odio le risate. Va bene, no, non rido più. Sentiamo fino dove arriva, certo, non possiamo farla tutta perché dura 6 ore. Certo. Partirò a un certo punto io. Sentiamo questa grande performance di Monica Bellucci e Fava. Ok.
Chi comincia? Lei a leggere. Io? Lei. Tu Monica leggi e lui a un certo punto quando trova l'ispirazione entra in mezzo. Vedo che lei già comincia a capire tutto. Certo. Prego, signora. Grazie. Alors, cet amour si violent, si fragile, si tendre. No, il maestro chiude gli occhi, uno non può ridere perché il maestro chiude gli occhi, giusto? Per favore. Come si chiama lo scrondo? Cremonese, sì. Senta, dica, mi faccia una cortesia, sono un po' preoccupato. Gaderai il pubblico che non ridesse. Lei come si chiama? Monica Bellucci. Signora Bellicchia. Bellucci. Ecco, mi faccia la cortesia. Sì. Declami questi versi. Sì. Senza ridere. Va bene. Lei certo maestro se ci chiude gli occhi però no. Sa cosa vuol dire suonare la tromba a occhi aperti? Certo, è come stare nutrire con gli occhi aperti. Certo, impossibile. Sì. Come baciare quello che vuoi. Sentiamo. Ripartiamo, amici. Ripartiamo. Sì, ecco. Concentrati. Sì, sentiamo. Cet amour si fragile, si violent, si tendre, si désespéré. Cet amour beau comme le jour et mauvais comme le temps, quand le temps est mauvais. Cet amour si vrai, cet amour si beau, si heureux, si joyeux et si dérisoire. La gente sottolinea con applausi. Scusa, io me ne vado. No, non se ne vada, faccio un'altra strofa. Posso dire una parola? Sì. Sono stato smarrito. No, un'altra strofa. Mai, proviamo, un'altra strofa. Okay. Se no dopo vado via. Da Tremblant, da Tremblant. Dai, giusto. Je vais. Tremblant de peur comme un enfant dans le noir. Sûr de lui. Comme un homme tranquille au milieu de la nuit. Cet amour qui faisait peur aux autres, qui le faisait parler, qui le faisait blêmir. Cet amour guetté. Parce que nous le guettions. Traqués, blessés, piétinés, achevés, nubliés. Parce que nous l'avons traqué, blessé, piétiné, achevé, nié, oublié. Cet amour tout entier, si vivant encore et tout ensoleillé. C'est le tien, c'est le mien, c'est lui qui a été. Cette chose toujours nouvelle et qui n'a jamais changé. Aussi vrai qu'une plante, aussi tremblante qu'un oiseau, aussi chaude, aussi vivante qu'elle était. Nous pouvons tous les deux aller et revenir, nous pouvons oublier puis nous rendormir. Nous réveiller, souffrir, vieillir, nous endormir encore. Rêver à la mort. Questa rimarrà negli annali della storia della radio, penso. Grazie. Arrivederci. Arrivederci, maestro. Questa della poesia è un esperimento da ripetere. Con altre, cioè da ripetere, sicuramente. Da ripetere, esperimento. Io me ne sono andato di là perché non potevo vedere mai. Io non leggevo. Quando ha chiuso gli occhi pensavo di esplodere io. Dove? No, quando ha chiuso gli occhi per concentrarsi io pensavo di esplodere. 10 minuti, abbiamo delle domande per Monica? Sì. Vediamo un po'. Ho delle domande, tanto non risponde a niente. No. Sì, appunto, dunque puoi fargli qualsiasi domanda. Vediamo qual è il codice banco? Ma tanto non te lo dice. Cioè puoi chiedergli qualsiasi cosa. Cioè, non è hanno fatto le domande spiritose. Domanda spiritosa. Adesso che c'è Carla Bruna all'Eliseo, giusto? Ancora, no? Sì, noi dobbiamo battere dove il dente duole. Poi è una cosa finta, puoi spadroneggiare a Parigi, poi fai tanto sia da me che dice io sono la moglie del presidente, fai quel che cazzo. Allora, puoi scegliere tra dipingere l'Arc du Triomphe di bianco, rosso e verde, scrivere a carattere cubitale Italia campione del mondo sugli Champs-Élysées, legare una bici Graziella con la catena alla Tour Eiffel. Cosa faresti di queste? Vedi, simpatica. No, voglio scrivere siamo i campioni del mondo. Scriveresti Italia campione del mondo con la bomboletta, meraviglioso, con Zidane che passa, anni morte. Sì. Prendi a testate l'Arc de Triomphe. Sì, vediamo se c'è un'altra domanda. Vedi? Allora, se tutte su quello ci sono
Niente, te posso fare più nulla, abbiamo già fatto tutto. Te le abbiamo già fatte tutte praticamente prima di farle, tieni questo. Sì. Ah sì, tra l'altro Monica Bellucci sarà la testimonial dei campionati del mondo di nuoto. Prossimo anno. Qui a Roma? Sì? Sono Sì. qui a Roma? Sì, sono molto felice di fare questa cosa. E poi Sai- il nuoto è sai nuotare, l'unica cosa che so fare. Beh, sei di Città di Castello. E che c'entra? Non c'è il mare, Perugia, no, non c'è il mare, no, proprio il Castello, mare. non è Città di Delfino che uno può Perché che vuol dire? A Catania c'è un posto si chiama Castelluccio e c'è il mare. Che vuol vabbè, dire? c'è, però là non c'è no, il mare a Città no, di Castello? no. Perugia no. C'è. Non c'è proprio il mare? No. C'è un lago però lì davanti, enorme. No, E ci c'è passano Castello. io sulla A12, quella lì, Sì, ma non a Città di Castello. Le 15? Ah, le 45. Hai sbagliato solo di Si vede un 37, lagone quello che- enorme nei pressi di Città di Nei Castello. pressi a 100 km. E dove andavi a mare quando vivevi a Città di Castello? Andavo, non so, in Sardegna. Che gli Di viene già. comodo. Di già andavi in Sardegna? Sì. Eri già famosa? No, in Sardegna che si può c'entra, andare solo se scusa? sei famosa. Come fai ad andare? E lì quando arrivi in Sardegna, No, nella poi zona quando sei nord, famoso non ci vai più. nella zona nord, perché lì c'è Porto Cervo, passaporto, famoso, non famoso. Passaporto Cervo, cioè, Certo. infatti. Il passaporto Cervo. Allora, mancano 10 minuti, il Sì. nostro camionese mi fa cenno di fare questa canzone qua, ma io Sì. lo faccio con molto piacere, Certo. perché stiamo andando a scartabellare, così come si dice, nelle vecchie canzoni melodiche italiane degli anni 70. Ne abbiamo trovato una degli Alunni del Sole, che si intitola Liu. Ah, bella. Però se tu leggi il testo di Liu, Sì. questa Liu Sì. credo essere una proprio Sì. una roba Sì, allucinante. sì, è vero, eh? Cioè fa delle cose. Allora, sentite Liu che cosa fa. Liu si stendeva su di noi e ci dava un po' di sé, senza chiederci perché, senza chiederci perché. Liu già sapeva tutto di sé, ma con gli occhi guardava te, con la mano cercava me, con la mano cercava me. E io sì, l'avrei trovata per far l'amore. Io un letto caldo su un divano, ingigantita su un falso piano. Io mi ricorderò di te, io mi ricorderò di te. E io sì, l'avrei trovata per far l'amore. E io sì, l'avrei trovata per far l'amore, l'avrei trovata per far l'amore, l'avrei trovata per dirti Liu, credendo che il tempo ci dia ragione, dipingimi tutto con il carbone e poi non dirmi che è un'illusione, e poi non dirmi che è Sta Liu. Ve la ricordavate questa canzone? Ve la ricordavate? Oh! Ma dai! Che è Sarà successo? anche Carlo Conti. Cosa? È stato un alunno del Sole, poi è stato bocciato e è diventato alunno della lampada perché. Che c'è? Allora salutiamo Carlo Conti, Sì, oggi abbiamo sentito il telefono, ci pluridecorato. verrà a trovare molto presto. Niente, ormai siamo. Sì, siamo arrivati No. quasi alla fine, poi ci abbiamo Allora, Monica. intanto salutiamo Sì, Monica. sì. Dove vai adesso, Monica? Dopo di noi? Dove andrai? Parigi? Subito? Sei venuta apposta per noi? Per voi, solo per ma voi. figli. No, veramente. Ma veramente? Sì, sì. Ce lo facciamo tatuare, è questo, cioè nel senso. Da mettere. Sì. Ma in Francia è già uscito questo film? È uscito. Ma già perché noi siamo sempre quelli che ci arrivano sempre dopo? Il regista è francese, per forza. No, il regista americano. Pensate, ho detto una stronzata, ho provato, Non l'ho sai. tirata là. Sì, tu con l'inglese perfetto, no? Sì. Ecco. Allora, francese, ma tua figlia cosa parla? Francese, italiano, inglese. E stica. La sua è italiano-siciliano, vuoi mettere? Per insomma, adesso. è per adesso. Quindi tua figlia piccolina già parla italiano? Francese, inglese.
Ovviamente noi a 48 Un po' di solo greco? italiano. Niente? Cioè, No. un po' di russo, che ne so. Beh, insomma. ci stiamo lavorando. Cinese. Pure tuo marito sarà polifemo, poliglotta. Sì, parla tutto. E voi come vi parlate in casa? Se dobbiamo andare veloci in francese. Se invece dovete... Così ti serve per la prossima lo sketch. Invece, se dovete andare lenti... Beh, posso parlare in italiano. Ma Perché così lui capisce. parla italiano, Vincent? Sì, ma se devo litigare parlo in francese perché così capisce tutto. Qu'est-ce que tu fais là? Alors, tu es là, mais tu dis toi, et toi, là con les toi. Come si sapeva un po' di parole in francese, me la sono Hai dimenticato. detto 6 volte tu altro. Va te la faire chier. Che vuol dire? Che sai che vuol dire questa qua? Beh. Ma te la fa inculé. Esatto. È così. Non facciamo la sono traduzione. No, No, perché la cosa dei francesi che hanno. No, si è lanciato, non ho risposto niente sulle parolacce. Adesso Le cose dei francesi. Pure- Com'è? Dimmi. È una lingua che pure quando dicono le parolacce sembra È una cosa musicale, carina. Carina, Dimmene una. Beh, Dicene una, dai, così. Sempre stronzo. Ci faccio la suoneria del telefonino. dici va te faire enculer. Sembra vabbè. carino, invece. È molto carino. Anche a Bari dicono vatte a fangulè, no? Cioè, pure, no? Anche a Bari. Che carino. È barese. Sì, perché sai, i francesi usano sempre s'il vous plaît, no? Alla Sì. fine. Quindi fanno, ma te la fa anche s'il vous plaît. Sì, certo. In modo così, che è carino, hai capito? certo. Vabbè, abbiamo fatto questa chiusa Sulle parolacce Elegante. francesi. elegantissima, però carina, Molto chic. carina, molto chic, perché si possono anche dire certe cose in maniera, sentite come l'ha detto lei? Sì, detto Noi ci da lei. facciamo il promo. Viva Radio 2! Ma te la fa anche lei? È fantastico. Lo facciamo. Attenzione, Sarkozy. Sì, Oh, È eccolo. uscita, ascolta Vai. la radio e manda un SMS a Monica Bellucci e dice: se torni mollo tutto. Che ridere. Abbiamo così concluso. Spostati. Sì, voilà. Noi abbiamo la Bellucci, voi? Ah, però, noi abbiamo una sua amica, Francesca D'Aloia. Virgola. Sorpresa. Franceschina. Ciao Monichina, come Amore. Franceschina e Monichina, scusate, mi è venuto da vomitare. Scusate, Mi si è cariato un dente. Esatto. no. Ciao Rosa. Ciao, come stai? Io bene. tu? Ma perché sei andata da quelli lì? Ma non lo so, non dovevo? No, anzi ti dirò. Vedrai che fra almeno 20 minuti avrai una sorpresa. Avrai una sorpresa, vedrai che... Voglio dare un bacio a Monica. Anch'io te. Ti voglio un bene. bacio- anche ti voglio bene. Anche noi ti vogliamo bene. Monica. Sì. Vabbè. Vi volete bene veramente, si vede, si sente dalla... Sì, davvero, ci Guarda conosciamo che... da tanto. Sì, Ci siamo incontrate sul set dell'ultimo Capodanno. No, anche prima. Anche prima. Noi siamo sappiate che in vecchi questo momento siete a 20 metri di distanza. lo perché- sento, io sento il suo Sì, calore. sì. Accidenti. Cosa senti? Sento il suo calore. Figurati noi. Noi invece sentiamo la puzza degli spostati. 20 metri si sente ancora. Beh, ce la mandate qui? Sì, adesso Dai, vieni, vado io da lei. certo, Sì, vengo io da te. Senti, ma D'Aloia? Yes. Come mai sei lì? Cosa hai fatto? Perché sto facendo un sacco di cose. Adesso fra poco esce un film a breve, fra pochi giorni che ho fatto. Poi il vedi. libro che ho scritto che tu non hai letto. Oh, ma stai scherzando? però io Susanna, sì. sì, Che invece Susanna. Monica sì. E anche bellissima. Susanna? E Susanna lo so, diventerà presto un film, per cui mi sto Come si preparando. intitola il film? Il libro si intitola Il sogno cattivo e lo stesso titolo sarà per Ma c'è uno che me spara mentre... No, non è quello è il quello. film di Monica. No, quella è un'altra cosa. Allora, Chicca, noi ti lasciamo con quei due bravi ragazzi. Sì, Se insomma. Monica vi raggiungerà nello studio, guarda, giri a destra, vai a sinistra, poi trovi Il fumogeno. Seguilo dove? Appena vedi fumo, Vado, fumo e senti come una specie di odore di Rosmarino rosmarino, o salvia, là sono i dispostati. tu entri e li trovi là e troverai anche musica. Accampati. Sì, esatto, accampati. Sulla Allora, spiaggia. Monica arriva subito, eh? Sì, grazie. Ciao, ciao Chicca, ciao, ciao spostati. Saluta Susanna. Ciao. Come no? Sta sentendo la radio, sta sentendo la radio. Salutiamo Susanna, poverina. E sta lì Ancora, sotto le coperte, lei e Ancora Rocefin, febbre. sempre con Rocefin. Mamma mia. Sta male. Allora, chiudiamo, Sì. sigla! Bene, abbiamo finito.
Appuntamento a domani con la replica. No, domattina alle 7:30, poi alle 7 e poi la replica stasera alle 11. Grazie a Decanter che ci ha presentato. E poi ricordiamo domenica saremo in onda, iniziamo a ricordarlo. Ah sì, dalle 11 alle 12:30, tutto a posto. Ovviamente Monica Bellucci, un ringraziamento particolare. Sì. Salutaci Carla Bruni, Sarkozy, Belfagor, Shoot Them Up, Sparo. Domani sai chi c'è? Chi c'è? Il romanista ferito, Mastandrea. Ah, dicevo Sparo Mori venerdì 11 aprile al cinema. Esce al cinema, non mancate. Quindi attenzione, silenzio totale. Vai. No, Vasco, che ci fai a quest'ora? Vasco, che vuoi? Che c'è? No, non riesce a parlare. Vede la Bellucci e dice. Sì? Abbiamo già concluso. Sì, abbiamo finito. Sei arrivato quando. Due. Poi? Ho sentito quella cosa dell'amplesso. Sì. Quello che c'è Clive Owen che spara mentre gli spari sopra. No, non solo gli spari sopra. Grazie Vasco. Ciao.